Alessandro Carpenedo, dietro ad ogni prodotto c'è una storia affascinante. Ci racconta qual è stata l'intuizione alla base di Vento d'estate? Allora, è una storia assolutamente da raccontare. Qui mio papà un giorno, una domenica d'estate, con mia mamma, vanno a fare una scampagnata in montagna. In quel tempo era il Monte Grappa, la loro destinazione, a caccia di forme di formaggio di malga. E rientrando da questa scampagnata carichi con qualche forma di formaggio, tornando la strada è tortuosa, quindi insomma, per rientrare di fronte alla loro vettura c'era un carro carico di fieno e quindi era una giornata d'estate, i finestrini aperti della macchina e entrava questo profumo di fieno fantastico, favoloso. In quel momento è proprio venuta un'idea, mio papà ha detto: questo fieno, questo profumo lo devo trasmettere ad un formaggio. Supera il trattore, ferma il contadino, gli chiede un po' del suo fieno, il contadino, un po' imbarazzato di questa insolita richiesta, alla fine carica il baule di questo fieno. Nel viaggio di ritorno, intanto questo vento d'estate, no, perché era comunque era una giornata estiva, e quindi il nome in qualche modo era già nella sua testa, rientra a casa e comincia a sperimentare. Allora l'idea è stata quella di prendere delle vecchie barrique stanche che prima avevano già affinato un buon vino rosso, e apriamo questa botte, inseriamo il formaggio astratti con questo fieno meraviglioso e lì avviene una magia. In un microclima del tutto particolare, senza aria, quindi anaerobico, avviene una trasformazione dove il formaggio va a acquisire tutti quei profumi del fieno. Ci troviamo nel laboratorio di trasformazione e di ricerca. Cosa vuol dire oggi affinare, trasformare un formaggio? Qui abbiamo creato il primo laboratorio diciamo certificato europeo dove avviene questa trasformazione dei formaggi. Parliamo di trasformazione perché in questa sede non lavoriamo il latte, lavoriamo il formaggio. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi andiamo a costruire la ricetta fin dall'inizio, perché per noi è importante nello studio della ricetta capire intanto, scegliere anche la tipologia di latte, scegliere il caseificio che può rispecchiare le nostre caratteristiche qualitative sia in termini di qualità del prodotto ma anche in termini di sicurezza del prodotto. Costruiamo la ricetta in collaborazione con il caseificio. Avviene una prima fase di stagionatura, quindi in ambienti climatizzati, e poi avviene una fase di affinamento dove il formaggio stagiona in ambienti particolari, quindi in ambienti con temperature ovviamente un pochino più elevate, temperature di cantina, tant'è vero che i nostri formaggi vengono chiamati anche formaggi di cantina perché la fase di affinamento avviene in un ambiente molto particolare dove il formaggio vive e si diciamo affina proprio, quindi migliora le loro caratteristiche, e dopodiché avviene questa fase che noi chiamiamo di trasformazione dove il formaggio viene diciamo ripreso e viene messo in fermentazione con un ingrediente extra caseario che in questo caso è il fieno.